Maltempo in Veneto, attesa per oggi l'anonima del governatore Zaia, commissario straordinario per l'emergenza. Intanto domani a Longarone Lanci incontra i sindaci delle zone colpite. 15 milioni di euro la stima dei danni causati dalle mareggiate sulle spiagge del litorale veneziano colpito 2 settimane fa dall'ondata di maltempo che ha eroso la costa. Tentata rapina ieri pomeriggio a Camisano Vicentino, una coppia aggredisce una donna nel garage della sua abitazione e tentano di portarle via la borsa, ma le urla della vittima mettono in fuga i due. È finito all'ospedale l'agente di polizia colpito da uno sgabello lanciatogli da un detenuto all'interno del carcere di Venezia. È stato condannato a 17 anni e 8 mesi di carcere il giovane imprenditore accusato di omicidio e tentato omicidio a Bagnoli di Sopra. Dovrebbe entrare in vigore a breve a Treviso l'ordinanza per il decoro urbano. Il sindaco Mario Conto pronto a ripristinare le regole di Gentilini vietando di stendersi sulle panchine. Consegnati ai reparti di oncologia di Vittorio Veneto e Oderzo 6 caschi refrigeranti contro la caduta dei capelli per le donne sottoposte a chemioterapia acquistate dalla solidarietà di oltre 100 parrucchiere. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, quindi lo avete sentito, dovrebbe arrivare oggi l'ufficializzazione della nomina del governatore Luca Zaia, commissario straordinario dell'emergenza maltempo. Nelle prossime ore attesa la firma all'ordinanza di protezione civile da parte del capo nazionale Angelo Borrelli. In questo modo potrà cominciare la fase della post-emergenza. In questo momento l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin sta concludendo l'attività al quartier generale di Marghera. Intanto ANCI insieme a ANCI Veneto, a seguito dell'avvio dell'azione di supporto istituzionale e amministrativo a favore dei comuni colpiti dall'emergenza maltempo di ottobre-novembre 2018, ha organizzato domani al centro congressi di Longarone Fiera alle 11 una giornata di ascolto con i sindaci delle zone colpite dal maltempo, cui sarà presente anche l'assessore Bottaccin. Lo scopo è raccogliere le istanze e le proposte per la predisposizione delle misure e dei provvedimenti conseguenti alla situazione emergenziale. Tra gli obiettivi dell'incontro operativo vi è quello di individuare le criticità da sottoporre a autorità di protezione civile e il Dipartimento della Protezione Civile nazionale e regionale, entrambi presenti all'evento, per l'emanazione poi dei prossimi provvedimenti di emergenza. All'incontro saranno anche presenti i prefetti di Treviso, Venezia e Vicenza. Ed intanto la Regione fa il primo bilancio del conto corrente attivato per la solidarietà con quasi 1 milione di donazioni e sta commuovendo tutti il gesto del piccolo Achille, il bimbo di 9 anni di Mira e dei suoi 5 euro donati. Il governatore Zaia svela: ci sono tanti piccoli Achille, li porteremo tutti a Rocca Pietore. Sentiamo. Sta commuovendo il Veneto il gesto del piccolo Achille, che a 9 anni ha mandato da Mira i suoi 5 euro in una lettera indirizzata al sindaco di Rocca Pietore come contributo per poter rivedere gli alberi sulle montagne. Anche per il presidente del Veneto questo gesto merita un premio, magari l'incontro del bambino con il primo cittadino del paese simbolo della devastazione nel Bellunese. Bisognerà farlo incontrare col sindaco di Rocca Pietore. Ma sì, ma penso che avverrà questo incontro, ne ho parlato con Andrea De Bernardin, mi ha fatto aver subito la lettera del piccolo e dei 5 euro e questa lettera, no, nella quale lui dice: mi piacerebbe fare il forestale. Beh, direi che è un bel segnale, no? Ma è un bel segnale anche di molti che versano, ci sono tanti bambini a dire il vero che mandano disegni, versano piccole cifre. Beh, Achille li rappresenta tutti, magari poi li metteremo tutti assieme a sti bimbi. Tanti piccoli Achille dunque, ma anche tanti adulti, famiglie, imprese, e l'immagine di un Veneto che vuole sostenere concretamente con quello che ha la sua montagna. Grazie intanto a tutti per le prime donazioni. Pensate che i veneti hanno donato nel conto corrente della regione quasi 1 milione di euro, 8.500 versamenti più o meno, per una media di oltre 100 euro da versamento. Grazie a tutti, a chi ha versato 1 euro, a chi ne ha versati 10.000, grazie a tutti, continuate a farlo, sosteneteci. Sostegno nella certezza garantita dalla Regione, dal suo governatore, che quanto versato finirà tutto in sostegno alle località colpite. Sostegno Veneto e sostegno dallo Stato. È di ieri sera il Consiglio dei Ministri che ha varato una prima tranche di denaro pubblico. C'è stata una prima erogazione di 50 milioni, dei quali noi abbiamo avuto 15 milioni, ce ne sarà un'altra di 200 milioni in settimana, dai quali dovremo avere una buona cifra, ma ce ne aspettiamo ancora tanti, visto e considerato che il danno è di circa 1 miliardo di euro. È una grande sfida, mai nessuno si è trovato a dover recuperare 100.000 ettari di bosco. È un terremoto con le case in piedi.
100.000 ettari di bosco è una novità assoluta anche nel campo delle catastrofi e del recupero di questi danni. E a proposito di maltempo, c'è una prima conta dei danni per quanto riguarda le mareggiate sul litorale veneziano. Ci aggiorna Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno da Jesolo, dove si sta facendo una prima conta dei danni per il maltempo e le mareggiate dei giorni scorsi. Secondo una prima stima, infatti, ammontano a ben 15 milioni di euro i danni provocati sulla costa veneta. Danni si diceva che riguardano le spiagge erose, oltre che qui a Jesolo, anche a Caorle, Eraclea, San Michele, Cavallino e Chioggia. Questo è il punto emerso ieri ad Eraclea, nella fattispecie nel corso dell'incontro con il vicegovernatore veneto Gianluca Forcolin, per fare appunto una prima stima, una prima ricognizione, la stima sulla situazione di emergenza maltempo qui in Veneto, che, lo ricordiamo, superfluo dirlo, dopo le priorità delle zone maggiormente colpite, il Bellunese e la zona di Asiago, vede anche il litorale veneziano necessario di interventi. Di questi 15 milioni necessari per riportare alla normalità le spiagge erose, almeno 2 serviranno per togliere i detriti dalle spiagge e altrettanti 15 milioni serviranno invece ai privati, cioè alle famiglie che vivono in zona golenale, le cui case e abitazioni sono state letteralmente invase dal fango. E per il momento da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria, ed ora siamo alla cronaca con una tentata rapina ad una donna ieri a Camisano Vicentino. La vittima però li ha messi in fuga. Ci racconta tutto Gabriella Basso. Buongiorno da Torre di Quartesolo, dove ieri sera una signora se l'è proprio vista brutta. Stava rientrando a casa parcheggiando l'auto in garage, una 46enne, quando all'improvviso sono sbucati 2 individui, un uomo e una donna, che hanno cercato di sottrarle la borsa dal sedile della macchina. Pronta la reazione della 46enne, che così ha messo in fuga i 2 malviventi. Sul posto sono giunti subito i carabinieri di Camisano Vicentino, che si sono messe sulle tracce di questa coppia di ladri, però purtroppo senza esito positivo. In questo momento stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di dare un volto a queste 2 persone, e non si esclude che possano aver già compiuto altri atti simili in zona. Da Torre di Quartesolo è tutto, la linea torna allo studio. Ed ora un atto violento, un'aggressione ai danni di un agente carcerario da parte di un detenuto. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, un detenuto magrebino si è scagliato contro un agente lanciandogli uno sgabello e mandandolo all'ospedale. Questo è successo ieri all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore. A darne notizia il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe, che torna a lanciare l'allarme su questi episodi violenti nelle carceri del paese. Martedì sera sempre lo stesso detenuto aveva sputato in faccia ad un altro agente senza alcun motivo. Lo stesso è separato da tutti perché violento e aggressivo, ha spiegato il segretario nazionale per il Triveneto del Sappe. Quanto accaduto a Venezia evidenzia come le tensioni e le criticità nel sistema dell'esecuzione della pena in Italia siano costanti. L'agente è rimasto ferito ed è stato dimesso dall'ospedale con 3 punti alla mano. Ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre, denuncia ancora il segretario generale del Sappe, aggiungendo giungono notizie di aggressioni quotidianamente. Non è un caso se da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto, gli eventi critici nelle carceri sono decuplicati. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Continuiamo ora con la cronaca dal Padovano. È stato condannato a 17 anni e 8 mesi di carcere il giovane imprenditore accusato di omicidio e tentato omicidio a Bagnoli di Sopra. 17 anni e 8 mesi è la condanna emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Padova per Benedetto Allia, un imprenditore di 27 anni sotto processo per l'omicidio a colpi di fucile di Francesco Mazzei e il ferimento di un altro uomo a Bagnoli di Sopra.
L'accusa aveva chiesto per l'indagato 18 anni di carcere per omicidio premeditato e tentato omicidio. I fatti risalgono alla mattina del 23 settembre 2017. Alia aveva incontrato in azienda Yassin Lanfadel, un giovane italiano di origini marocchine che aveva lavorato con lui con contratti a termine e intendeva discutere di un'assunzione a tempo indeterminato. L'operaio era arrivato assieme a Francesco Mazzei, crotonese residente in Germania. La discussione fra i tre è degenerata. Alia, che si sarebbe sentito aggredito, ha estratto un fucile, sparando, secondo quanto ricostruito, prima a Mazzei, che è morto subito, e poi a Lanfadel, che era invece riuscito a fuggire in auto, raggiungendo una stazione di servizio a circa 1 chilometro di distanza. È arrivato questo ragazzo e basta, stava male e l'era soccorso. Ha chiamato i carabinieri e l'ambulanza. Siamo sconvolte appunto per l'impatto che abbiamo subito. I colpi esplosi durante la sparatoria erano stati 4, il mortale che aveva colpito Mazzei e quello che aveva ferito Lanfadel. Gli altri 2 erano finiti uno sul muro e uno sulla porta della fabbrica. È trascorso un anno dalla scomparsa della bellissima Sofia di Cornuda, trovata morta alla vigilia di Natale, un giallo che è ancora tutto da risolvere. Era il 15 novembre quando di Sofia si erano perse le tracce, scomparsa nel nulla fino alla vigilia di Natale. Il corpo venne ritrovato in una scarpata all'altezza di uno dei tornanti della strada che da Bosco porta verso Cima Grappa. Il suo compagno, albanese Pascale, invece, venne trovato impiccato nella sua abitazione 12 giorni dopo la scomparsa della donna. 2 persone morte ed un giallo che è ancora tutto da risolvere. La Procura di Treviso è in attesa dell'esito della rogatoria presentata alle autorità statunitensi per l'accesso ai server che consentiranno di esaminare con attenzione i profili Facebook di Sofia, quello di Pascale Albanese ed una serie di indirizzi mail. Forse proprio da questa chat si attendono delle risposte ed una svolta in un'indagine ancora aperta. Ed ora un'operazione antidroga della polizia locale a Padova proprio in zona stazione. Dello stupefacente pronto allo spaccio nell'area della stazione di Padova è stato scoperto grazie al cane antidroga della polizia locale. Nei pressi del cosiddetto boulevard, il cane Rasti ha segnalato il nascondiglio vicino alla spalletta del cavalcavia Borgomagno. Celato dal fogliame del rampicante che ricopre la struttura, c'era un sacchetto di nylon con 36 grammi di marijuana che allo spaccio avrebbero fruttato più di 300 euro. La polizia locale punta ad una intensificazione delle operazioni con cani antidroga per mettere sotto pressione lo spaccio. È potuto andare al funerale della nonna. Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, accusato di duplice omicidio di Rolle a marzo di quest'anno, l'aveva tirata in causa lui stesso al momento dell'arresto per fornire un alibi dagli inquirenti. Poche ore fuori dal carcere per dare l'ultimo saluto alla nonna, Dima Battistella, la stessa dalla quale aveva raccontato di aver trascorso le ore in cui, per l'accusa, si trovava invece a Rolle il 1° marzo di quest'anno. Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, accusato del massacro dei coniugi Loris e Anna Maria Nicolasi a Cison di Valmarino, ha potuto lasciare temporaneamente la cella di Santa Bona su autorizzazione di pubblico ministero e GUP per i funerali dell'anziana. La pensionata ultraottantenne era stata sentita per confermare o smentire la versione del nipote, ma la sua testimonianza, vista la fragilità del suo stato e della sua memoria, non era risultata determinante. Ben più pesante la chiamata in causa da parte del 32enne marocchino Sharaf Eddine Bilani, con cui Papa aveva trascorso i giorni successivi al delitto, che ha raccontato di aver ricevuto dal 35enne la confidenza di essere stato lui l'autore del duplice omicidio. Guardando alla televisione un servizio sul caso, si era messo a piangere ammettendo di aver fatto una cosa tremenda. La procura sta continuando a indagare e a recuperare elementi a carico di Papa. Il PM Davide Romanelli rimane convinto che si sia trattato di un tentativo di rapina finito male. Ed ora parliamo della riforma delle BCC. Secondo la CGIL farà diventare i piccoli istituti di credito locali simili a finanziarie. Bocciata anche dalla CGIL, il settore banche e assicurazioni del sindacato di sinistra ritiene che la riforma del credito cooperativo porti le banche locali a diventare inutilmente globali. Il rischio di immaginare anche per le banche di credito cooperativo una finanziarizzazione di quelle che sono le situazioni del credito cooperativo è evidente, e le banche che sono banche di territorio rischiano di avere, anziché una attività funzionale a quella che è il territorio stesso e che era stata fino in passato da sempre gestita così, soggiacere a quello che sono le dinamiche e le esigenze del mercato.
La riforma porta le responsabilità, soprattutto per quelli che sono gli affidamenti più grossi, a centri di governo del rischio che non sono certamente più a livello locale, per cui tecnicamente sì, il rischio di dover decidere di scelte sul territorio, che scelte sul territorio possono essere fatte in altri ambiti. Banche lontane, secondo la CGIL. Uno spiraglio sembra venire da 2 emendamenti Lega 5 Stelle al progetto di legge che rimetterebbero in discussione l'essenza della riforma. Le banche di credito cooperativo possano, qualora avessero determinate caratteristiche, non siano più obbligate a entrare nei gruppi. Questo di fatto minerebbe alle fondamenta quella che è la vecchia tipologia di riforma, perché mentre prima le BCC erano obbligate a partecipare ai gruppi bancari, a mente di questa richiesta, di questi emendamenti, potrebbero le banche evitare di coinvolgere a nozze nei gruppi. Dal lato dipendenti, il contratto lavoratori delle BCC è scaduto da 5 anni, che per alcune realtà sono stati molto difficili, con contratti di solidarietà e ricorsi al fondo esuberi. Riforma delle banche e anche del contratto, dice la CGIL. Era pensato il contratto per banche di credito cooperativo che avevano un dimensionamento a volte di comprensorio, di pochi comuni. Oggi invece si soggiace a un gruppo che spiega i suoi effetti a livello nazionale, per cui dobbiamo aggiornare anche le fonti contrattuali. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con la prima edizione regionale dei nostri telegiornali. Conto alla rovescia per l'apertura del primo tratto della Pedemontana da Thiene a Breganze. Intanto proseguono i cantieri, via libera dal Ministero dell'Ambiente all'uso della galleria di soccorso di Malo, con l'unica prescrizione che al termine del lavoro torni tutto com'è, ma il sindaco di Malo non è d'accordo. Conto alla rovescia per la ripartenza dei cantieri della Pedemontana a Malo dopo la tragica morte nel 2016 di un operaio siciliano. Su richiesta della Regione e per recuperare il tempo per arrivare puntuali all'inaugurazione prevista per il 2020 è arrivato il via libera del Ministero dell'Ambiente all'uso della galleria di soccorso di Vallugana. Ma sulla prescrizione al ritorno della situazione precantiere i sindaci di Malo e Isola Vicentina con i loro cittadini hanno fatto un balzo sulla loro poltrona. Ha autorizzato questo e ha messo come prescrizione quello che una volta che il cantiere è terminato la situazione deve essere ripristinata pre-cantiere. Questo significa non avere più la strada oppure essere utilizzata come pista ciclabile, eliminare rotatoria, ponte e così via. Tutte opere che invece la cittadinanza vuole, l'amministrazione vuole e pertanto l'amministrazione, già questa mattina io mi sono mossa anche con il sindaco di Isola per avere maggiore forza nei confronti del Ministero e ci siamo appunto accordati su stendere una lettera che spero parti domani dove chiediamo al Ministero appunto di far venire meno questa prescrizione. Sta già soffrendo il territorio per i cantieri della futura superstrada con un traffico pesante notevole. Che la strada realizzata in questi mesi come opera di compensazione torni a essere una pista ciclabile sembra un'assurdità. Un'arteria utile, spiega il sindaco di Malo Paola Lain. Lì abbiamo delle aziende che hanno anche fino a 300 camion e quindi il fatto di avere questa strada permette di veicolare tutto il traffico fuori dal centro abitato. Questa strada deve restare com'è in questo momento, quindi utilizzabile da tutti. Ed ora spostiamoci a Treviso perché dovrebbe entrare in vigore a breve l'ordinanza per il decoro urbano. Mario Conte, senza levare le panchine, ripristina però le regole gentiliane cancellate dal sindaco Manildo, in più vieta l'uso improprio e soprattutto gli scarabocchi alla loggia dei Cavalieri. Decoro in città. È questo lo slogan deciso dal sindaco Mario Conte, soprattutto in vista del periodo natalizio, dove cittadini ma anche tanti turisti intensificheranno le loro presenze tra le vie e i negozi del centro storico. E in linea con questo obiettivo sarebbe già pronta l'ordinanza che vieta alle persone di stendersi sulle panchine o sulle gradinate.
Ordinanza che in parte ripristina quella firmata già nel 1994 da Giancarlo Gentilini e cancellata 20 anni dopo dall'appena eletto Giovanni Manildo. Insomma, corsi e ricorsi storici, anche se l'attuale primo cittadino Mario Conte sottolinea che non se la prende con le panchine eliminandole del tutto, come invece aveva fatto a suo tempo Gentilini guadagnandosi il titolo di sceriffo di Treviso. Non c'è l'intenzione di togliere le panchine, c'è semplicemente l'intenzione di chiedere maggiore educazione e rispetto per gli ambienti pubblici. Quindi cerchiamo di dare degli strumenti in mano alla nostra Polizia Municipale per poter agire qualora ci siano degli atteggiamenti che non rispettano soprattutto i trevigiani. Non ci si potrà stendere su panchine o gradini, ma comunque ci si potrà sedere mantenendo un certo decoro. E questo vale anche per la Loggia dei Cavalieri e soprattutto per i giovani che lì, su iniziativa dell'ex assessore Manfio della precedente giunta, potevano esprimersi sull'onda dell'iniziativa intitolata Ragazzi Incredibili. La Loggia dei Cavalieri, chi la vuole vivere la può vivere serenamente, con educazione, però senza sporcare e senza imbrattarla. L'idea del sindaco è di fondere la creatività giovanile con tutta una serie di eventi che occupino pacificamente la loggia. Abbiamo praticamente definito la programmazione degli eventi culturali all'interno della loggia, l'obiettivo è quello di dare continuità a questa operazione, anche perché la loggia merita di essere un punto di cultura, un punto di ritrovo dei cittadini. Per quanto riguarda le scritte, sarebbe bello che venisse anche dai ragazzi una proposta. L'importante è che tutte quelle scritte che a volte riguardano anche l'amore non finiscano nei nostri monumenti oppure in quei luoghi che sono tutelati anche come patrimonio storico e culturale. Consegnati ai reparti di oncologia di Vittorio Veneto Oderzo 6 caschi refrigeranti contro la caduta dei capelli per donne sottoposte a chemioterapia. Sono stati acquistati grazie alla gara di solidarietà di oltre 100 parrucchiere trevigiane. Il rasare una cliente tante volte porta a un'emozione triste. E lì mi ha scatenato una forza che ho detto beh, partiamo. Tutto è cominciato così e da allora l'iniziativa di un gruppo di parrucchiere trevigiane per l'acquisto dei caschetti refrigeranti contro la caduta dei capelli delle donne in chemioterapia è cresciuta fino a coinvolgere un centinaio di saloni. È diventata grande l'iniziativa, abbiamo raccolto soldi che non credevo così tanti e con grande sorpresa tutti sensibili a questa iniziativa, probabilmente perché un po' tutti abbiamo qualcuno vicino che gli capita questa disavventura. Una gara di solidarietà che si è concretizzata con l'acquisto di 6 caschetti, ora consegnati, 4 all'oncologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, 2 a quella di Oderzo. Io devo ringraziare veramente Stefani e il gruppo di parrucchiere che hanno fatto questa raccolta, perché hanno donato una cosa importantissima e per l'ULSS è un dono veramente sostanziale. Ci dà la possibilità di fare un cambiamento nella presa in carico complessiva della persona malata di tumore. Garante del progetto la LILT di Treviso. Un tempo fare la chemioterapia significava fare un percorso di sofferenza col vomito e su questo adesso abbiamo molti farmaci che aiutano a non avere questo fastidioso sintomo del vomito, ma adesso c'è l'opportunità anche di non perdere i capelli e quindi vogliamo sfruttare anche questa opportunità per tutte le donne che hanno la sventura di fare un percorso di cura chemioterapica. Non perdere i capelli per una donna che si trova già ad affrontare la difficile battaglia contro il tumore è sicuramente un modo per aiutarla a mantenere la propria femminilità e ad affrontare le cure e la vita di ogni giorno con meno sofferenza. Testimonial per aver provato in prima persona la malattia un'infermiera che ha supportato le parrucchiere nell'iniziativa di solidarietà. Non perdere i capelli comunque significa alzarsi al mattino che anche se non stai benissimo, anche se ti vedi cambiare, perché è inevitabile comunque in 6 mesi di chemio avere dei cambiamenti, purtroppo per colpa dei chemioterapici e dei farmaci, avere la forza appunto di sistemarsi, di dire no, devo indossare il sorriso, trucco e sorriso, i capelli li ho, forza, andiamo avanti.
Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto, ore 13, si parlerà di contrattazione sociale e pensioni con Paolino Barbiero, segretario generale della SPI-CGIL di Treviso, Lucia Celi, Inca di Treviso e Chetti Mutta, sempre dell'Inca di Treviso. Poi questa sera invece 20:10 con Simone Scarabelle, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. E questo era tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sullo Veneto al mattino nubi basse con locali foschie sulle pianure occidentali in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione, il tempo sarà stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, dal pomeriggio invece sarà maggiormente presente il sole. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie specie sulle vallate del Trentino, al mattino più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.